In primo piano c'è sempre la SPAL e quindi campo principale di questo nuovo appuntamento con tutto il calcio, minuto per minuto sarà lo stadio Francioni per Latina SPAL. Sentiamo Emanuele Dotto. Giorgio Bassani ha scritto 5 storie ferraresi. La SPAL, di cui il padre Angelo Enrico fu presidente negli anni 20, esattamente dal 1921 al 1924, punta a scrivere il sesto e più bello dei capitoli, dalla letteratura alla storia sportiva. I bianco-azzurri scendono Latina primi in classifica in fuga, ma nonostante l'ultimo posto i puntini sono clienti scomodi. La squadra di casa giocherà con Pinsoglio, Copolano, Della Fiore, Garzia Tenia, Muscagin, De Vitis, Bandinelli, Pinato, Insigne, Corvia e De Giorgio. La replica della SPAL: Meret, Cremonesi, Vicari, Bonifazzi, Lazzari, Schiattarella, Arini, Mora, Costa, Antenucci e Finotto. Dirige l'incontro signor Rosario Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato da Chiocchi e Rossi. Il quarto uomo è Giua della sezione di Olbia. Poco pubblico, giornata stupenda per la linea. Preliminari completati, fra poco ci sarà il minuto di raccoglimento per onorare la memoria di questo atleta così grande ma anche così sfortunato come Michele Scarponi, travolto da un furgone mentre si allenava sulle strade delle sue Marche. Lui che era soprannominato l'Aquila di Filottrano, quell'aquila che purtroppo non volerà più. Squadra al centro del campo, minuto di raccoglimento per Michele Scarponi con i due capitani delle squadre che sono Corvia e Mora della SPAL e Corvia del Latina, pronti a osservare il minuto di raccoglimento che per qualche istante seguiremo anche noi per ricordare appunto la memoria del grande Michele Scarponi. Si osserverà un minuto di silenzio per il campione della SPAL, il ciclista Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia 2011, vittima questa mattina di un tragico incidente stradale. Ciao Aquila! Linea ad Antonello Brughini a Terni. A Terni è in corso proprio in questo momento il minuto di raccoglimento per Michele Scarponi. Lo abbiamo conosciuto l'anno scorso, apprezzato, amato, e allora rispettiamo naturalmente anche noi il silenzio per il grandissimo scalatore marchigiano. Per l'Avellino viene battuto da Gidai. Attenzione, clamoroso al Francioni, il Latina si è portato in vantaggio. La conclusione di Corvia, la palla ha colpito il palo ed è schizzata in rete. Cambia dunque il punteggio al Domenico Francioni di Latina 1, SPAL 0. Torniamo a Latina. È quasi il 13° Latina, da 2 minuti la formazione di casa in vantaggio grazie ad una prodezza di Daniele Corvia. La sua conclusione in diagonale ha infilzato Meret, la palla ha colpito il palo interno e si è insaccata. Prova adesso, c'è il gol del pareggio in acrobazia da parte della formazione spallina. Siamo adesso al 13° minuto del primo tempo, pari e patta. Siamo al 19° minuto del primo tempo, parità 1-1 fra Latina e SPAL, ma la SPAL ha sciupato con Antenucci una colossale occasione per portarsi in vantaggio, mentre adesso Corvia commette un fallo in area di rigore della SPAL. Se ne avvede il direttore di gara Abisso di Palermo, arresta il gioco, comanda il calcio di punizione in favore della formazione estense. Ebbene, il rinvio maldestro del portiere Carlo Pinsoglio, e Antenucci a porta vuota ha provato il pallonetto, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, il pallone è terminato di pochissimo sul fondo. La SPAL aveva pareggiato al 13° con un gol di Bonifazzi, nato in Arieti, dunque un laziale che ha segnato un gol al Latina. Gli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Schiattarella, l'avvitamento da parte di Vicari, ma la conclusione vincente di Kevin Bonifazzi che ha portato in parità la sua squadra. Poi, come ricordato un istante fa, il gol fallito clamorosamente da Antenucci sul liscio di Pinsoglio, un regalo pasquale in piena regola, ma per fortuna del Latina non ne ha saputo approfittare il capitano della formazione estense. E torniamo a Latina SPAL. Attacca la SPAL che ha rischiato di subire il gol del 2-1 un paio di minuti fa. C'è stato un errore di piazzamento della difesa estense, non ne ha saputo approfittare però Roberto Insigne, che solo davanti a Meret si è fatto ipnotizzare dal portiere che all'altezza del disco del rigore è riuscito a ribattere la conclusione peraltro debole e un po' velleitaria del centravanti del Latina. A Latina la mezz'ora sempre 1-1 fra Latina e SPAL, ma ancora la formazione puntina è andata vicina al nuovo vantaggio. C'è stato un colpo di testa di De Giorgio, l'attaccante calabrese è riuscito a impattare bene con la testa il pallone che era pervenuto dal settore di destra da un lancio di Garzia Tena. Colpo di testa ma sicuro ancora una volta il portiere Meretta ha bloccato il pallone ed ha evitato il punto del vantaggio alla formazione nero-azzurra che attacca ancora. C'è un colpo di testa di Coppolaro, il difensore
sull'esterno destro, il pallone però termina sul fondo, si riprende con un calcio di rinvio da parte del portiere Meret, protagonista assoluto, prima con la deviazione sul tiro un po' fiacco in verità di Insigne in piena area di rigore, poi sul colpo di testa da parte di De Giorgio. Abbiamo assistito a un bel primo tempo 1-1 fra Latina e Spal, all'11° il gol di Corvia con un bel diagonale che ha trafitto il portiere Meret, il pareggio immediato 120 secondi più tardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'intervento in avvitamento di Kevin Bonifazzi, giocatore reatino, che ha messo il pallone alle spalle del portiere Pinsoglio. Poi però il Latina ha attaccato in prevalenza, è vero che la Spal ha fallito un clamoroso gol con Antenucci che a porta vuota ha spedito sul fondo, ma insomma Meret ha salvato in almeno 2 circostanze la propria porta. Piove sul bagnato per il Latina nonostante la giornata sia splendida, perché si è infortunato il difensore Della Fiore dopo l'assenza di Brosco, ormai lungo degente, anche la perdita di Della Fiore che è stato sostituito dal romeno ex Dinamo Bucarest Konstantin Nizza. Angoli 4-3 per il Latina, 1-1 il punteggio, il secondo tempo comincerà fra qualche minuto. A Latina siamo al 12° minuto della ripresa, sempre parità 1-1, ma partita ricca di episodi, anche di falli. C'è una nuova ammonizione adesso a cartellino rosso per Bonifazzi, il giocatore sanzionato di doppio cartellino giallo, così infatti esce Kevin Bonifazzi, giocatore reatino, che aveva portato la Spal al pareggio al 13° minuto del primo tempo, dopo che all'11° il gol di Corvia aveva portato in vantaggio la formazione pontina. Nel periodo non collegato due grosse occasioni per la formazione spallina, prima Costa poi Finotto, hanno fallito la conclusione vincente davanti a Pinsoglio. È stato peraltro molto bravo il portiere di scuola Juve a rintuzzare i 2 tentativi del numero 33 Filippo Costa. Ritorniamo a Latina. Siamo al 24° del secondo tempo, sempre 1-1 fra Latina e Spal. C'è stata una prodezza del portiere spallino Meret che è uscito a valanga su buon aiuto salvando il risultato. C'è adesso il gol della formazione della Spal con Mirko Antenucci che sotto misura infila il pallone in rete. Mi pare sia stato proprio il numero 7 Mirko Antenucci a depositare il pallone in rete quando siamo al 24° minuto del secondo tempo, in contropiede, in 10 contro 11 la Spal è riuscita a mettere nel sacco la formazione pontina. Dunque cambia il punteggio allo stadio Domenico Francioni di Latina, Latina 1 Spal 2. È il 29° a Latina e la Spal si è portata in vantaggio 2 minuti fa con un gol di Mirko Antenucci, la 17ª marcatura di questo goleador che ha girato tante squadre, ha giocato nel Giulianova, nell'Ancona, nel Venezia, nel Catania, nell'Ascoli. Grazie, qui a Latina siamo al 29°, sempre 2-1 per la Spal sul Latina. Vi ricordo il gol, è stata una percussione di Schiattarella sulla destra, il velo di Zigoni per il tocco sotto porta, sotto misura di Mirko Antenucci, che ha giocato anche nello Spezia, nel Torino, nel Leeds United e nella Spal, tant'è vero che proprio la formazione estense ha prelevato l'attaccante Antenucci proprio dal Leeds United. Intervento del direttore di gara Abisso di Palermo, che resta al gioco per comandare un calcio di punizione in favore della Spal, la Spal alla quale va tutto bene perché nonostante giochi in inferiorità numerica è riuscita in contropiede a portarsi in vantaggio con il gol siglato da Mirko Antenucci, 17ª rete stagionale per il bomber di razza della formazione allenata da Leonardo Semplici. Siamo alla mezz'ora del secondo tempo, Latina 1 Spal 2, a voi Terni di nuovo Brughini. A Latina siamo al 40° minuto della ripresa, situazione invariata, sempre la Spal in vantaggio per 2-1 sulla formazione di casa, che si era portata in vantaggio al 11° minuto del primo tempo con un bel gol, un diagonale di Corvia che aveva sbattuto nel palo prima di insaccarsi alla destra di Meret, il pareggio immediato di Bonifazzi in mischia e poi il gran gol di Mirko Antenucci al 24° della ripresa. Una Spal che gioca a memoria, che a 5 giornate dalla fine è a quota 70 punti, a dimostrazione dunque di un rendimento che potrebbe proiettare la squadra che fu di Paolo Mazza e fu del papà di Giorgio Bassani come presidenti storici del club estense alla agognata promozione in Serie A dopo oltre 40 anni. Attacca il Latina alla ricerca del pareggio, non lo avrebbe affatto demeritato la formazione allenata da Lorenzo Vivarini, limite dell'area di rigore Corvia, Bonaiuto, ancora Bonaiuto, il passaggio di Bonaiuto che sta per entrare in area di rigore, il passaggio di Bonaiuto viene recuperato da Schiattarella che allontana il pallone dalla propria area di rigore. 41° minuto del secondo tempo allo stadio Francioni di Latina, Latina 1 Spal 2, attacca Zigoni, mantiene lontano il pallone dalla propria area, contropiede perfetto per il capitano Mora. Osserviamo lo sviluppo di questa
postazione c'è anche il numero 33 Costa che sta per entrare in area. Costa, il tiro, pallone sul fondo, linea a Terni. Poco più di un minuto per le speranze del Latina di centrare un pareggio che vorrebbe dire molto sul piano psicologico, poco su quello della classifica. Attenzione alla gran conclusione di Bruscagin, il suo destro termina simile a fil di palo, nulla da fare per il Latina, anche questa conclusione si è persa sul fondo. Latina 1, Spal 2, la squadra di Ferrara continua a inanellare risultati, a macinare avversari a quota 70 punti dopo questo brillante risultato di 2-1 ed è l'ennesima vittoria in rimonta della formazione allenata da Leonardo Semplici, che ha cambiato il fronte d'attacco, ha inserito un giocatore di valore come Zigoni, ha richiamato Finotto, ma il match winner è stato ancora una volta Mirko Antenucci, autore della sua 17ª rete stagionale. C'è un intervento di testa del giocatore Cremonesi che mette il pallone in fallo laterale, è l'ultima azione, l'ultima speranza per il Latina. Palla in area di rigore, il tentativo di cross è stato di Coppolaro, poi ancora Coppolaro appoggia verso il capitano Bruscagin, sbagliato il passaggio di Bruscagin e finisce la partita. La Spal si avvicina alla Serie A, ormai è un fatto assodato, si abbraccia Semplici con tutta la sua panchina, mentre il Latina rotola verso la Lega Pro, anche se ha giocato una grande partita e non avrebbe meritato la sconfitta. Vi ricordo il risultato finale dallo stadio Domenico Francioni di Latina a Latina. Spal batte Latina 2-1, questa è la successione delle reti. Nel primo tempo all'11° Corvia per il Latina, al 13° pareggio di Bonifazzi, nella ripresa gol vincente dell'Estense Antenucci al 24° del secondo tempo. A Latina dunque, Latina 1, Spal 2, linea allo studio.